Cordiale saluto da Giorgio Pomponi che vi parla dal BPA Palace di Pesaro. 26esima giornata di campionato di basket di Serie A1. Di fronte tra qualche istante la Scavolini Pesaro e l'Euro Roseto. Arbitreranno la gara i signori Cerebuk, Borroni e Reatto. Per quanto riguarda i quintetti in campo, il coach Phil Melillo ha schierato la sua Scavolini con Scarone playmaker, Ford guardia, Milic ala piccola, Elliott ala forte e Eli centro. Il suo collega Neven Spachia ha schierato invece Fultz in posizione di playmaker, Jefferson guardia, Ansel ala piccola, Wesson e Nolan sotto canestro. C'è una buona cornice di pubblico qui al BPA Palace, un centinaio circa i tifosi di Roseto che trovano posto di fronte alle telecamere in alto. Palla 2 sarà presumibilmente tra Bud Eli e anzi Norman Nolan. In maglia blu l'Euro di Roseto. Tutto è pronto, dunque palla 2 alzata da Guerrino Cerebuk. Maglia nera con risvolti azzurri, l'Euro Roseto, un po' l'Inter. Jefferson, pallone per Fultz, schema pugno per Robert Fultz. Vedremo gli accoppiamenti difensivi, soprattutto per quanto riguarda l'azione difensiva dell'Euro. Il primo canestro della partita è di Zelli Wesson, 2-0 per l'Euro. Euro che dovrebbe mandare Wesson su Milic, e infatti così è. Ansel se la vedrà con Rodney Elliott e Jefferson dovrà cercare di limitare Alfonso Ford. Elliott va a impattare 2-2. A Wesson risponde Elliott, dunque Wesson su Milic. Milic in realtà è il 4 offensivo di Roseto. Ora Milic va al tentativo di recupero, ma Fultz è più rapido di lui, ribalta nuovamente l'azione offensiva. Ansel penetra e scarica per Nolan, finta il tiro Nolan, poi lo prende da 3 lungo, al rimbalzo comanda Elliott che apre per Alfonso Ford. Alfonso Ford finta il tiro da 3, cerca di servire sotto canestro Milic, non raccoglie Milic. Palla recuperata dall'Euro che con Fultz supera la linea centrale del campo. 8 minuti e 50. Fultz scarica per Wesson. Wesson ha un controllo difettoso ma subisce fallo da Rodney Elliott. Primo fallo della partita fischiato al numero 5 della Scavolini. Rimessa in zona di attacco per l'Euro. Dunque dicevamo la mossa tattica di Spachia che ha mandato Wesson su Milic. Scadono i 5 secondi, dice Reatto, non riesce ad effettuare la rimessa Steven Ansel nei 5 secondi regolamentari. Palla che torna nelle mani della Scavolini con German Scarone che raccoglie il passaggio di Elliott e costruisce questo nuovo possesso offensivo. 8:40 al termine del primo quarto, 2-2 il punteggio. Wesson e Elliott a segno, il taglio di Milic ben imbeccato da Eli. Primi 2 punti per Marco Milic, uno degli ex di questa partita. In campo altro ex sarà quando metterà piede sul parquet Temur Annicco. In panchina, sulla panchina di Pesaro c'è Phil Melillo che a Roseto ha allenato per 3 stagioni. Wesson impatta e subisce fallo, vediamo da chi. Il fallo è del numero 7 Eli. Canestro buono, tiro libero aggiuntivo per Zelli Wesson. Fin qui sono tutti i suoi punti dell'Euro. Sbaglia il tiro libero aggiuntivo Wesson, 4 punti per lui, 4-4 il punteggio. Scarone, pallone per Milic. L'accoppiamento ora c'è Ansel su Milic, mentre Jefferson resta sul blocco. Ford non trova l'aiuto di Nolan, o meglio lo trova ma è tardivo. C'è fallo prima che Ford avesse raccolto il palleggio, il fallo del numero 15 Nolan. Primo fallo della partita per Norman Nolan. Rimessa in zona di attacco per la Scavolini.
già effettuata. Scarone costruisce questa azione offensiva, cerca di liberarsi da un blocco, riceve Alfonso Ford, palleggio, arresto, tiro, la sua specialità, però sbaglia il rimbalzo offensivo di Elliott. Apertura ancora per Scarone, nuovi 24 secondi per la Scavolini. Scarone va in penetrazione, sbaglia, vola Milic ma non riesce a recuperare il pallone, poi va a segno Jefferson in azione di contropiede. Più 2 euro, primi 2 punti per Dwayne Jefferson. 6-4 per l'Euro, 7 minuti e mezzo al termine del primo quarto. Da Scarone per Alfonso Ford, il passaggio molto lob per Eli che fa un bel movimento, va a realizzare nuova parità, primi 2 punti per Bud Eli, trovato con un passaggio altissimo da Alfonso Ford. 6-6 il punteggio, 7-10 al suono della prima sirena. Ansel, pallone per Wesson, chiede palla Nolan, non riceve ora da Ansel, viene spinto da dietro da Milic. Primo fallo per Marco Milic, terzo di squadra per la Scavolini. 3-1 la situazione, falli di squadra per Roseto. Il fallo è stato commesso invece da Nolan. Fultz per Nolan, ancora Robert Fultz, cerca la penetrazione, scarica per Nolan, da 2 va a segno Nolan. Nuovo vantaggio Euro con i primi 2 punti di Norman Nolan. Scarone da 3 ci prova, sbaglia, rimbalzo di Wesson, apertura per Fultz, prova a liberare la transizione l'Euro. Dwayne Jefferson, numero di Dwayne Jefferson, più 4 Roseto con il quarto punto di Jefferson. Gran numero, ha allungato la falcata Jefferson per passare oltre il canestro, chiudere con il gancio da sotto in rovesciata. Eli, l'opposizione di Nolan non ferma Eli che realizza il quarto punto della sua partita, riportando a -2 la Scavolini. 4 punti per Eli, così come 4 sono i punti di Wesson e di Jefferson. Ora Wesson va a 6, 8-12, ancora più 4 Roseto, sesto punto di Wesson che da solo mette insieme il 50% del bottino dell'Euro. Scarone, non c'è aiuto ma sbaglia Scarone da sotto. Nolan, apertura di contropiede per Ansel, cerca la penetrazione Ansel, si arresta al centro dell'area pitturata e va a realizzare più 6 Roseto, 8-14. Primi 2 punti di Ansel e 4 quinti del quintetto rosetano è già andato a segno, con Wesson 6, Jefferson 4, Nolan e Ansel 2 punti. 14-8 il punteggio. C'è fallo ora di Dwayne Jefferson, il primo fallo della partita per lui. A Jefferson tocca il difficilissimo, l'improbo compito di difendere su Alfonso Ford e c'è il primo time out della gara, lo prende Phil Melillo sul risultato di 8 Scavolini Pesaro, 14 per l'Euro Roseto. Massimo vantaggio assoluto della gara per la formazione di Neven Spacchia, veramente ben messa in campo con delle marcature tutte azzeccate e con grande controllo in attacco. Non c'è stata una forzatura, non c'è stato un tiro da 3-1. Sta giocando con grande attenzione, cercando di aprire la difesa pesarese, di andare fino in fondo, di cercare tiri a bassa percentuale di errore. 5 minuti e 24 al termine del primo quarto di gioco. Prima della partita hanno colloquiato a lungo il general manager del Roseto Michele Martinelli e il presidente della Scavolini Enzo Amadio per una mezz'ora abbondante. I due sono stati a colloquio. C'è anche sugli spalti, come detto, lo scout NBA Jason Filippi, venuto per vedere Albert Miralles. Tornano in campo le due formazioni, ci sarà una rimessa in zona di attacco per la Scavolini Pesaro. Non è cambiato nulla nei due quintetti, quindi ci sono in campo gli stessi uomini che hanno iniziato la partita. Milic cerca l'1 contro 1, va ad attaccare Nolan, sbaglia il tiro da sotto ma recupera il rimbalzo e va a schiacciare Marco Milic. Primi 2 punti per lui. 10-14, chiedo scusa, il quarto punto per Marco Milic. Si riporta a -4 Pesaro, ultimi 5 minuti di questo primo quarto. Nolan cerca il passaggio lob per Wesson,
Poi Wesson nel tentativo di riservire Nolan si fa rubare il pallone da Ili e recupera palla la Scavolini. Milic, lui che porta avanti palla, ora c'è Wesson ad aspettarlo, arresta il palleggio Milic, c'è buona difesa da parte dell'Euro, riesce a servire solo Badeli. Scarone forse spinge via Fulz, gli arbitri dicono che non c'è nulla e Milic dall'altra parte mette la tripla. Battezzato come gli succede spesso dalla difesa rosetana, Milic mette il 7° punto della sua partita, diventa il miglior realizzatore della gara, porta a -1 Pesaro, penetra e scarica Fulz per Jefferson da 3, ci prova, lungo, a rimbalzo, Nolan recupera il rimbalzo ma sbaglia un tiro facile da sotto e c'è la transizione di Pesaro con Ford che sbaglia da sotto, tap-in sbagliato da Milic e poi fallo di frustrazione di Alfonso Ford. +1 Roseto che recupera un pallone importante, primo fallo di Ford e c'è time out, questa volta chiamato da Neven Spachia dopo questo parziale di 5-0 in favore della Scavolini, che si è riportata dal -6 sull'8-14 al -1, 13-14, ha avuto anche la palla del possibile sorpasso, ma prima Ford e poi Milic in tap-in hanno sbagliato la conclusione da sotto canestro. 4 minuti 2 secondi al termine di questo primo quarto, ancora vantaggio Euro minimo 14-13, ma dopo il time out di Neven Spachia ci sarà rimessa da parte della formazione in maglia nera. È una partita che ha 1000 motivazioni al di là del divario in classifica delle due squadre. La Scavolini ha 38 punti prima di questa partita, Roseto ne ha 18, 20 punti di differenza, anche il budget investito è sensibilmente diverso. Non ci sono cambi per quanto riguarda Phil Melillo, ci sono i 5 che hanno iniziato la partita, stessa scelta per Neven Spachia, dunque si riprenderà con la rimessa per l'Euro, se ne incarica Ansel, effettuata all'indirizzo di Robert Fulz. 3,59 al termine del primo quarto, 14 Euro, 13 Scavolini, passa tra due persone Fulz, subisce il fallo di German Scarone, è il suo primo fallo personale, ci sono 2 tiri liberi per Fulz perché ha esaurito il bonus la Scavolini Pesaro, mentre ha 2 falli di squadra l'Euro. In lunetta Robert Fulz. A segno con il primo. Due su 2 per Fulz, 13-16, +3 Roseto, primi 2 punti per Fulz. Intanto i fischi che sentite in sottofondo salutano, si fa per dire l'ingresso degli oltre 200 rosetani che ora hanno messo piede qui all'interno del BPA Palace. Ora è un buon colpo d'occhio quello del settore dove sono i tifosi dell'Euro Roseto. Elliott prova l'1 contro 1 con Ansel, l'aiuto pronto di Nolan, ma Elliott fa tutto molto bene, mette soprattutto per la sua squadra 2 punti che riavvicinano a -1 la Scavolini. 15-16 per Rodney Elliott, quarto punto personale. 3 minuti e 15 al primo time out lungo. Wesson finta il tiro, serve un gran pallone per Ansel, assegno Ansel, bravissimo, chiedo scusa, per Jefferson. Bravissimo Wesson, ma bravissimo anche Jefferson. 6° punto per Dwayne Jefferson, ancora +3 Roseto. Milic da sotto sbaglia ma recupera il rimbalzo e va a segno Ford con i primi 2 punti personali della partita. 17 Scavolini, 18 Euro, primi 2 punti per Alfonso Ford. Fin qui ben marcato da Dwayne Jefferson. Nolan vuole l'1 contro 1, finta il tiro, serve Wesson da 3, ci prova, sbaglia Wesson, rimbalzo di Scarone. 2,38 al termine del primo quarto, +1 ancora per l'Euro. Eli, pallone per Elliott, ancora Eli, infrazione di passi per Bud Eli che si lamenta per una presunta difesa troppo fisica, suo modo di vedere di Nolan, poi lascia il pallone a metà campo. Il problema di Eli, ci dicevano qui a Pesaro, è proprio quello di andare spesso fuori di testa. Fulz, 2 minuti e 20 al termine del primo quarto, +1 Roseto, 18-17. Nolan, il passaggio
sullo smarcamento backdoor di Fulz. Il fallo è di Scarone, del secondo fallo per German Scarone. Manderà ancora in lunetta Robert Fulz. Cambio ora per la Scavolini, entra Rannicco ed esce Scarone. Ora c'è anche l'altro ex in campo, Teemu Rannicco e Marko Milic, entrambi nella passata stagione con il presidente Amedio, con il coach Melillo, erano a Roseto. A segno con il primo tiro libero Robert Fulz, terzo personale per lui, 19esimo della partita per Roseto, 4 su 4 per Fulz. 20-17, nuovamente più 3 euro, 2 minuti 10 secondi al termine del primo quarto. Schema corna, quello chiamato da Teemu Rannicco. Esce da un blocco e riceve Alfonso Ford. Elliott, l'1 contro 1, va a segno Elliott. 19-20 è il sesto punto per Elliott, che ovviamente va ad attaccare Ansel dove Ansel non può fermarlo, in avvicinamento a canestro. Ansel, Fulz attacca Rannicco, serve Miralles, da Miralles dentro per Wesson, fallo di Eli. È una reazione poi evidente Eli. Secondo fallo per Eli. Entra Frosini ed esce Bud Eli. Nell'Euro c'era in campo Miralles, lo avevo già detto. C'è in campo ora anche Lucas Reker. Reker ha preso il posto di Ansel, mentre Miralles è in campo al posto di Nolan. In lunetta Zelli Wesson. Sbaglia il primo Wesson, già 0 su 2 dalla lunetta per Zelli Wesson, si resta sul 19-20. Da qualche tempo a questa parte non la mette più dalla linea della carità Wesson, ora 1 su 3. 7 punti per lui, più 2 Roseto, 19-21. A 1 minuto e 35 secondi dalla fine del primo quarto. Rannicco esce da un blocco e riceve Ford, batte nell'1 contro 1 Reker, va a appoggiare il morbido layup. Parità 21-21 con il quarto punto di Alfonso Ford. Ha perso ora in qualità la difesa dell'Euro. Fulz, Reker, era Miralles solo, riceve forse tardivamente, va a fare a sportellate sotto, sbaglia, ma il tap-in vincente è di Zelli Wesson. 9 per Wesson, ancora più 2 euro, 21-23. 9 punti per Zelli Wesson. Comincia ora l'ultimo minuto relativamente a questo primo quarto. Frosini, Milic, su Milic c'è Reker. Milic cerca di attaccare Reker. Sull'errore di Milic il rimbalzo è di Frosini, il fallo è di Wesson, che se ne accusa prontamente. Primo fallo per Zelli Wesson. Rimessa in zona di attacco per la Scavolini e appena il terzo fallo di squadra per l'Euro. Rannicco, pallone per Ford, vuole l'1 contro 1 Ford, scarica per Frosini, liberissimo in angolo. Frosini va a segno e va a impattare a quota 23. 23-23, primi 2 punti per Alessandro Frosini. Fulz cerca di attaccare Rannicco, gli va all'1 contro 1, poi serve Miralles, la penetrazione di Miralles che vorrebbe schiacciare, subisce fallo da Frosini. 2 tiri liberi per Albert Miralles, voleva andare a schiacciare Albert Miralles, partito molto bene in palleggio. C'è ora anche l'unico ex dalla parte rosetana in campo, vale a dire Claudio Bonaccorsi, in campo al posto di Fulz. Tiri liberi per Miralles, a segno con il primo. 23-24, spariglia ancora Miralles. Uno su 2, rimbalzo di Frosini. Primo punto per Miralles. Rannicco,
10 secondi, 9 ore al termine di questo primo quarto. Il pallone è toccato da Jefferson, stava per arrivare nelle mani di Ford. È stato bravissimo Jefferson, che poi si è rammaricato per non essere riuscito a concretizzare il recupero. Rannicco è libero per andare al tiro da 3, ci prova ma è corto perché la palla gli viene deviata da Wesson. Wesson riceve da sotto, poi nel disperato tentativo di evitare di uscire fuori dal campo non riesce a servire Miralles prima che la sirena decretasse la fine di questo primo quarto. Roseto chiude il primo quarto in vantaggio di un punto, 24-23. Io approfitto della vicinanza del general manager dell'Euro Roseto, Michele Martinelli, per commentare questo primo quarto. Le scelte di Spaca in difesa si sono rivelate fin qui tutto sommato azzeccate, ma sta giocato con grande attenzione Roseto rispetto al passato, rispetto alle altre esibizioni, evitando di abusare del tiro da 3 punti. Io credo che si possa vedere qualcosa, ma comunque primo quarto abbiamo preso 23 punti, quindi viaggiamo a una media di 92 a fine partita. Prendendo 92 punti non è facile vincere le partite. È vero anche che ne abbiamo segnati 24, uno di più della Scavolini a casa loro, che non è male. Dobbiamo lavorare, sono partite importanti nelle quali la concentrazione probabilmente dice la parola definitiva. Non credo che abbiamo visto finora la vera Scavolini, spero che non abbiamo visto finora la vera Roseto. Buona fin qui la difesa di Jefferson, nonostante la differenza di stazza su Ford. Certamente, ho visto anche Milic marcato da Wesson, probabilmente c'era bisogno di un uomo di peso che non lasciasse alla potenza di Milic la possibilità di fare sempre la difesa con la differenza con il suo avversario. Vedremo, è una partita giocata da due grandi allenatori, da 20 ottimi giocatori. Lo spettacolo è senz'altro piacevole, speriamo che lo sia anche il risultato alla fine. Bene, ringraziamo Michele Martinelli, che disturberemo ancora nel corso di questa nostra telecronaca. Sta per avere inizio il secondo quarto con il possesso che spetta alla Scavolini. Per Roseto ci sono in campo Bonaccorsi, Reker, Jefferson, Wesson e Miralles. Rannicco. Bonaccorsi si è messo sulle tracce di Malaventura. Ford, dimenticato ora da Jefferson, va a realizzare il primo sorpasso di questo secondo quarto, firmato Alfonso Ford, 6° punto per lui. Ora c'è un fischio alla difesa pesarese, credo che ci sia il fallo di Malaventura, primo fallo per lui. Roseto ha tirato con l'82% da 2 nel primo quarto, tirando solo 3 volte, sbagliando sempre da 3 punti. Miralles, pallone fuori per Wesson, da questi a Dwayne Jefferson, sfrutta il blocco di Wesson, cerca di attaccare Frosini, alza la parabola, va a segno da 2 Jefferson, che porta nuovamente al sorpasso l'Euro. Per Jefferson 8° punto, 4 su 4 da 2 per Dwayne Jefferson. Da Rannicco a Malaventura c'è zona Roseto, zona proposta da Spacchia, va al tiro da 3, subito mette la tripla Matteo Malaventura, subito tripla di Malaventura, 28-26 più 2 per la Scavolini, primi 3 punti per Matteo Malaventura. Wesson, pallone per Bonaccorsi, Reker cerca di attaccare la difesa della Scavolini, sbaglia da sotto, poi la Scavolini riesce a rientrare in possesso del pallone, Malaventura lo affida a Teemu Rannicco. Brutta scelta di Reker, che è andato a mettersi in un guaio più grande di lui, vale a dire Frosini. E ora c'è questo passaggio non con il giusto timing di Rannicco per Ford. Ford si lamenta con un'occhiataccia verso Rannicco e Bonaccorsi può costruire una nuova opzione offensiva per l'Euro. Su Bonaccorsi c'è Rannicco. Bonaccorsi è uno degli ex di questa partita, avendo giocato a Pesaro. Miralles riceve da sotto, sbaglia ma recupera il rimbalzo, sbaglia di nuovo, cerca il tap-in, sbaglia una terza volta, poi rimbalzo di Elliott, apertura per Rannicco. 3 errori consecutivi di Miralles, bravo a recuperare sempre il rimbalzo, non altrettanto a far canestro. Ora commette fallo su Rannicco. Ci saranno 2 tiri liberi per Teemu Rannicco.
C'è cambio euro, torna in campo Nolan ed esce Zelly Wesson. Va a riposarsi Wesson, che ha fatto un gran primo quarto, 9 punti e 2 rimbalzi. Rannicco sbaglia il primo tiro libero, 28-26 il risultato, 29-26 mettendo il secondo. Primo punto della partita per Teemu Rannicco. Scavolini 29, euro 26, 8 minuti, 1 secondo al termine di questo secondo quarto. Nolan, pallone per Bonaccorsi, Reker esce libero per andare al tiro da 3, lo mette, la tripla di Reker, parità nuovamente a quota 29, primi 3 punti per Lukas Reker. Rannicco per Frosini, chiede palla Elliott, non riceve, Rannicco va al tiro da 3, lungo, ma a rimbalzo il più rapido è Rannicco, serve Alfonso Ford, attacca Jefferson che ha perso l'equilibrio, va al tiro da 2, lo sbaglia, poi c'è la spinta di Miralles, il secondo fallo del catalano Albert Miralles. Ora Cerebuk fa segno a Spachia che non deve uscire dal suo box di competenza. E Spachia fa la conoscenza con la burocrazia dei campi italiani e soprattutto degli arbitri italiani. 29 pari, punteggio 7 minuti e mezzo al termine di questo secondo quarto. La notizia è che l'Euro è perfettamente in partita, si tuffa ma non riesce a recuperare Reker, da 2 Malaventura porta nuovamente avanti con il quinto punto personale di questa partita. Ha avuto subito un grandissimo impatto Matteo Malaventura, porta avanti nuovamente la Scavolini. Bonaccorsi, passaggio per Nolan, il tiro da 3 sbagliato di Nolan, rimbalzo di Malaventura, apertura per Rannicco, da questi a Elliott. Frosini riceve, va a vuoto Miralles, poi Reker è bravissimo a toccare il pallone, a rubargli la palla in maniera nettamente pulita. Eravamo proprio a 2 metri dall'azione, è sembrato nettamente sul pallone l'intervento di Reker. Rannicco in possesso di palla. Elliott va al tiro da 3, Elliott sbagliato, a rimbalzo Ford recupera e poi c'è il fallo di Bonaccorsi. Primo fallo per Bonaccorsi ed è il terzo fallo di squadra dell'Euro, un fallo di squadra fin qui la Scavolini nel secondo quarto. 31-29 per la formazione di casa allenata da Firmelillo. Rannicco, fallo fischiato a Jefferson, è il suo secondo fallo personale, questa sì che è una brutta notizia. Cambio Euro, rientra con il numero 18 Hansel, rientra Hansel ed esce Jefferson. Rannicco, su Rannicco c'è sempre Bonaccorsi, ha esaurito il bonus Roseto. Ford penetra, scarica per Malaventura, va al tiro da 3 Malaventura, questa volta lo sbaglia, a rimbalzo comanda Miralles, apertura per Bonaccorsi. 6 minuti 32 secondi al termine del secondo quarto. Bonaccorsi cerca di attaccare Rannicco, scarica per Miralles, prende il tiro dalla media Miralles, sbaglia. Poi il fallo è di Reker su Malaventura, primo fallo anche per Reker, manderà in lunetta Matteo Malaventura per 2 tiri liberi. Cambio dell'Euro ora. Torna in campo Fulz ed esce Bonaccorsi. Tiri liberi per Malaventura, 5 punti in 3 minuti e 43 di partita per Matteo Malaventura. Mette il primo, 32-29. (33-29) per Pesaro il massimo vantaggio della gara. Roseto ha avuto anche 6 punti di vantaggio invece sull'8-14, 7 punti di Malaventura. Fulz, tornato lui a dirigere le operazioni in attacco per Roseto, cerca un varco, lo trova, poi serve Reker per il tiro da 3, sbaglia Reker, poi a rimbalzo l'ultimo tocco è di Miralles, secondo l'arbitro Borroni, ed è già dall'altra parte la Scavolini con Malaventura. Pallone per Rannicco,
5,50 meno 4 Roseto, 33-29. Rannicco ancora, Ford, c'è Ansel su Ford, si gira sul piede perno, va al tiro e trova ancora 2 punti Ford, 35-29. 8 punti per Ford, parziale di 6-0 per la Scavolini. Fulz finisce a terra, Fulz, Rannicco recupera il pallone, poi fallo molto prima, a infrazione di passi anzi di Ford, infrazione di passi rilevata da Reatto su Alfonso Ford. E palla recuperata dall'Euro, ancora un cambio per Spachia, torna in campo Jefferson ed esce Miralles, quindi quintetto piccolo ora, nuovamente per Spachia, quintetto piccolo con Ansel 4 praticamente. Fulz scarica per Nolan, la stoppata di Frosini al piano attico, poi Frosini fa quello che di solito fanno gli americani, cioè dice qualcosa a Nolan e speriamo che Nolan abbia un po' di orgoglio per rispondergli. Ford intanto va a segno, 37-29, va in doppia cifra Ford, parziale di 8-0. Nolan va a segno, 37-31, interrompe un parziale sfavorevole di 8-0 per la sua squadra. Per Nolan il quarto punto personale, serve un po' più di presenza da parte di Nolan. È tornata a zona ora Roseto con 4 piccoli in campo, Malaventura liberissimo però da quella parte. E ancora una tripla troppo facile per un tiratore come Malaventura, più 9 pesano, doppia cifra per Malaventura, 10 per lui. Al numero 9 Rannicco, time out Scavolini. E c'è time out chiamato da Phil Melillo, forse per parlare sopra quella zona proposta da Spachia, che comunque è stata subito battuta da Malaventura, troppo solo per cercare la tripla del suo 10° punto personale. La partita perfetta fin qui di Matteo Malaventura, 2 su 2 da 3, 1 su 1 da 2, 2 su 2 dalla lunetta, 10 punti in 5 minuti e 50 di partita per Matteo Malaventura, la media di 2 punti al minuto. Le solite cose dell'altro mondo, e per chi dalle parti nostre capisce il dialetto è stupendo quello che scrivono i tifosi rosetani con un loro striscione sugli spalti: Ford Escort, ricordando un po' il modello Ford Escort, ma scrivendolo con E con l'accento Escort, Escort è finito. Molto simpatico il cartello Ford Escort. 4 minuti e 10 al termine del secondo quarto, c'è Gigena in campo nella Scavolini. Nolan va ancora per schiacciare, questa volta subisce fallo da Alfonso Ford. È il secondo fallo della partita per Ford, manderà in lunetta Norman Nolan. Fin qui Nolan ha realizzato 4 punti, diventano 5 con il primo personale che va a segno, quello del 40-32. 40-33, 2 su 2, 6 punti per Nolan. Meno 7, 3 minuti e 58 al termine del secondo quarto. Rannicco, Ford cerca di battere Ansel che commette fallo. Numero 18 Ansel, è primo fallo. Primo fallo per Steven Ansel, tiri liberi per Alfonso Ford.
A segno con il primo 11° punto di Alfonso Ford. (41-33), 42-33. Mandare in lunetta Ford è un suicidio perfetto. 12 per Ford. Ford in campionato tira con l'86,8% dalla lunetta su 136 tentativi. Nolan va a schiacciare, 42-35, ancora meno 7 Roseto, che non deve assolutamente mollare. 8 punti per Nolan, 6 nell'ultimo minuto dopo la stoppata di Frosini. Qualcosa evidentemente è scattato a livello emotivo. Ford si muove benissimo, sbaglia, recupera il rimbalzo, fallo di Ansel e poi rischia il tecnico. 2 tiri liberi per Ford. Torna Eli, esce Frosini nella Scavolini Pesaro. Ford in lunetta per 2 tiri liberi. Secondo fallo per Ansel. A segno ancora Ford, 13. 9 in questo quarto per Alfonso Ford. 43-35 per la Scavolini. 44-35, ancora 2 su 2 per Ford. 14 per lui. 10 punti in questo quarto per Alfonso Ford e 10 Malaventura. Fultz attacca bene la difesa della Scavolini, ma sbaglia il lay-up appoggiato al vetro sull'opposizione di Eli. È ancora liberissimo Gigena, va al tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo di Nolan, apertura per Fultz, da questi a Dwayne Jefferson. 3 minuti al termine di questo quarto. Nolan ancora, molto ben imbeccato da Jefferson. Per Nolan 10. Ancora meno 7 Roseto, 44-37. Rannicco. Eli va al tiro da sotto e va a realizzare. 46-37 per Bud Eli, è il 6° punto personale. Fultz, 2 minuti e 25 all'intervallo. Pallone per Nolan, va al tiro da 3 Nolan, corto, al rimbalzo Jefferson il più lesto, conquista il rimbalzo e va a segno. 46-39, anzi canestro di Ansel. Sono i primi 2 punti per Steven Ansel. Gigena va a segno ora. 48-39. Primi 2 punti per Silvio Gigena. Jefferson va al tiro da sotto, ora si va a realizzare Jefferson. 48-41, si segna ad ogni azione ora. Le difese sono calate molto di intensità. Ford va a segno ancora, vedete. 50-41 per Alfonso Ford. Ci sono 16 punti, 12 punti in questo quarto. Il tiro di Fultz è deviato, è sbagliato. 1 minuto e 20 al termine del secondo quarto. Gigena a schiacciare e per la prima volta nella partita in doppia cifra ora il vantaggio di Pesaro. 4° punto per Gigena. 52-41, ultimo minuto. Nolan sbaglia da sotto e il contropiede a segno ancora di Gigena. 6 punti consecutivi di Gigena. Roseto si scioglie un po' ora. 54-41 è il 6° punto consecutivo per Silvio Gigena. E rischia di perdere palla in attacco. Ora l'Euro, è opportuno quanto mai il time out di Neven Spakia. 31 punti presi in questo quarto contro i 17 realizzati. E di questi 31, 26 sono stati, anzi 28 sono stati realizzati da
3 giocatori, Malaventura 10 in questo quarto, Ford 12 e Gigena 6. Per dire 28 punti sui 31 di parziale realizzati dalla Scavolini, tantissimi per la difesa dell'Euro, sono stati realizzati da 3 giocatori, vale a dire Malaventura, Ford e Gigena, 3 esterni. Torna in campo Reker nell'Euro. E anche Wesson in campo al posto di Nolan. C'è Milic invece per quanto riguarda la Scavolini. C'è anche Giovacchini in campo per l'Euro. Giovacchini al posto di Fulz, Reker al posto di Ansel. Ecco Reker, pallone che Jefferson si fa rubare e poi va a segno Malaventura ancora. 56-41, devastante Malaventura in questo quarto. Fulz al tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo offensivo, l'ultimo tocco di Eli, rimessa in zona di attacco per Roseto a 15 secondi dal suono della sirena. 8-0 di parziale. Un tiro vuole Spacchia. Fulz in possesso di palla, 10 secondi, comincia l'azione Fulz, pallone per Wesson, Bonaccorsi in angolo, va al tiro da 3, lo sbaglia, poi tentano il tap-in, prima Wesson, poi di Wayne Jefferson, la palla resta in zona di attacco per l'Euro, con 8 centesimi, torna Nolan per Fulz. Otto decimi, Bonaccorsi ci prova da 3, sbaglia Bonaccorsi. Termina qui il secondo quarto, punteggio di 56-41 e soprattutto parziale di 33-17. Rapidissimo il commento con Michele Martinelli: se erano troppi i 23 punti subiti nel primo quarto, sono un'infinità i 33 subiti in questo secondo quarto. La partita mi pare che sia cambiata, Roseto si è distratta, si è fatta illudere da un primo quarto nel quale aveva tenuto delle buone medie d'attacco. All'inizio del secondo Pesaro ha saputo chiudersi in difesa, Roseto ha perso il bandolo della matassa e quando non riesce a segnare non riesce a tenere la partita viva. Bene, a me non resta che ribadirvi il parziale di metà gara qui al BPA Palace. Scavolini Pesaro 56, Euro Roseto 41. Con le immagini nuovamente al BPA Palace di Pesaro per i secondi 20 minuti di questa gara valida per la 26esima giornata del campionato di basket di Serie A1. A metà gara le squadre sono andate negli spogliatoi con la Scavolini in vantaggio saldamente 56-41, dopo che per un quarto l'Euro Roseto ha messo in qualche soggezione la formazione di Filmelillo, che è comunque squadra di caratura decisamente superiore. Ha preso il comando delle operazioni piazzando un 33-17 di parziale nel secondo quarto. Il quintetto di Spacchia in questo terzo quarto vede in campo Fulz, Ansel, Jefferson, Wesson e Miralles. Primo pallone gestito dall'Euro con Dwayne Jefferson, cerca di prendere posizione Miralles, non ci riesce. Il tiro corto di Wesson, il rimbalzo offensivo di Miralles che va a realizzare 56-43, primo canestro della partita per Miralles, terzo punto personale, aveva realizzato un tiro libero, 1 su 5 al tiro però per Albert Miralles. Gigena cerca il passaggio lob per Eli, è sbagliato, il contropiede chiuso con una schiacciata da Dwayne Jefferson. 56-45 per Jefferson, il 12° punto, 6 su 6 dal campo per Dwayne Jefferson. Scarone deve metterci l'orgoglio e quanto di più l'Euro in questa partita. Ora c'è il fallo di Scarone, del terzo fallo per German Scarone.
dopo 2 errori da sotto. Intanto il totale spettatori di oggi al BPA Palace è 6.803 spettatori presenti per un incasso di 61.919 euro. Fulz 8,50, Roseto a meno 11, pallone per Ansel, scarica per Fulz, Fulz penetra, scarica per Ansel, va al tiro da 3, Ansel lo sbaglia, rimbalzo ancora. La spunta Miralles, c'è il fallo della difesa della Scavolini, fallo è di Gigena. Cambio Scavolini tra primo fallo per Elliott in campo nella Scavolini, esce Gigena, rimessa in zona di attacco per l'Euro. Fulz da 2 corta la sua conclusione, ancora Miralles riesce a toccare il pallone ma non a tenerne il possesso. Wesson si lamentava perché l'ultimo tocco era della difesa della Scavolini. Roseto spreca un'altra opportunità di piazzare un mini break di 6-0, di riportarsi al di sotto della doppia cifra in quanto a svantaggio. Milic in possesso di palla, cerca di attaccare Miralles, Miralles indietreggia, canestro buono di Milic, tiro libero aggiuntivo. Il fallo è di Jefferson, terzo fallo per Jefferson. Tiro libero aggiuntivo per Marco Milic. Mette anche l'aggiuntivo, 59-45. Per Marco Milic ci sono 10 punti, altro giocatore ad andare in doppia cifra. Ansel, Wesson penetra e scarica per Jefferson, Jefferson da 8 metri va a segno, gran canestro di Jefferson, 59-48. Davvero un gran canestro di Jefferson anche atleticamente, per evitare la stoppata è andato in cielo. 15 per Jefferson, il solito grandissimo di Wayne Jefferson. Fallo ora di Ansel. terzo fallo. È il terzo fallo personale per Steven Ansel. C'è una rimessa in zona di attacco per la Scavolini. 59-48 il parziale, 7 minuti e 44 al termine del terzo quarto. Scarone, Ford si palleggia sui piedi, anzi palleggia sui piedi di Ansel. Resta in zona di attacco la Scavolini. Scarone, Milic, ancora va all'attacco su Miralles, Milic ancora lo batte. 61-48, 12 per Milic, e dall'altra parte ora c'è una stoppata, ma prima c'è il fallo di Milic. Fallo al numero 12 Milic. Secondo fallo. 2 tiri liberi per Ansel. Ricordiamo gli arbitri: Cerebuc di Trieste, Borroni di Milano e Reatto di Belluno. Sbaglia il primo tiro libero Ansel, continua a sbagliare molti tiri liberi Roseto, a 8 su 12. Poi rimbalzo offensivo e schiacciata di Miralles. 61-50, Miralles quinto punto personale, ma Ford va a realizzare, in men che non si dica, subito il 63-50. Wesson, canestro buono, tiro libero aggiuntivo per Zelli Wesson. Per Ford 18 punti. Al numero 5 Elio. E il secondo fallo. Secondo per Elliott. Quarto fallo di squadra per la Scavolini. Per Wesson 11° punto, tiro libero aggiuntivo. E meno 10 ora, 63-53. Poi l'arbitro richiama Elliott che deve lasciare giù il pallone. Elliott riceve la rimessa di Scarone. Meno 10 a 7 minuti dalla fine del terzo quarto di gioco. Scarone in possesso di palla. Ford cerca di attaccare di Wayne Jefferson.
lo sposta con il proprio grandissimo e possente fisico e va a segno. Praticamente non si può difendere su Ford o quasi, è un'arma illegale. È arrivato a quota 20 Alfonso Ford, 65-53, è il capocannoniere del campionato. Ansel, fallo in attacco fischiato a Miralles, era fermo Miralles, fischio di reatto, blocco irregolare. Torna Nolan ed esce Miralles. Sei minuti e 29, 65 Scavolini, 53 euro. Milic per Scarone. Da questi a Elliott, Milic. Attacca Wesson, gli ruba palla Ansel, perfeziona il recupero. Chiedo scusa, gli ruba palla Jefferson, perfeziona il recupero Nolan, poi il contropiede sull'asse Ansel-Wesson, assegno Wesson. Ancora meno 10, 6-5-5-5 per Wesson, 14 punti. .50 al termine del terzo quarto, il quasi recupero di Jefferson. Ford prende il tiro in allontanamento, la mette ancora Alfonso Ford, 67-55, giocatore scoraggiante per gli avversari Alfonso Ford. 22 Fultz, palleggio, arresto, tiro, assegno da 2 Robert Fultz, 67-57. Sesto punto personale per Fultz, primo canestro dal campo della sua partita. Elliott, c'è il fallo di Fultz su Elliott, quarto di squadra per Fultz, il primo fallo personale. Esaurisce il bonus dunque l'Euro a 5 minuti e 20 dalla fine del terzo quarto, sul punteggio di 67-57, più 10 per la formazione che è in attacco, che è la Scavolini. È lungo il tiro da 3 di Scarone, rimbalzo di Ansel, apertura per Fultz, pallone per Wesson, sotto per Jefferson, c'è il fallo di Elliott, terzo fallo per Rodney Elliott, 2 tiri liberi per Zelly Wesson. Sbaglia il primo Wesson. Due su 5 dalla lunetta per Zelly Wesson. 3 su 6 va a segno con il secondo. 15 punti per Wesson, gli stessi di Dwayne Jefferson. Torna sotto alla doppia cifra, lo svantaggio di Roseto che ora è a meno 9. Elliott finta il tiro, scarica per Scarone, la tripla di Scarone, 70-58. Scarone tocca a quota 4.000 punti in Serie A per German Scarone. Milic, la schiacciata di Milic, punita nuovamente Roseto che quando sbaglia in attacco non rientra, combina di questi disastri. Per Milic sono 14 punti personali, era tornato a meno 9 l'Euro, ora è a meno 14, 72-58. Deve tenere sempre l'attenzione al 110% se vuole limitare i danni, perché un attimo che si prova a forzare, un attimo che magari tornando a meno 9 ci si illude di poter fare qualche forzatura per rientrare di più in partita, ci rivolgiamo ancora a Michele Martinelli che è al nostro fianco, la Scavolini ti punisce implacabilmente. Il problema è esattamente quello che dicevo prima: quando la squadra non riesce a mascherare con delle percentuali d'attacco superiori alla media una difesa inconsistente, poi paga, l'abbiamo visto. E quello della difesa è infatti un nodo che probabilmente l'Euro non riuscirà a sciogliere fino alla fine della stagione. Mancano ancora 14 minuti e 27 di partita, è già a quota 72 la voce punti subiti dell'Euro.
Davvero una difesa imbarazzante e indifendibile, anche se ricordiamo oggi, e va sottolineato a caratteri cubitali, evidenziato con un evidenziatore giallo fluorescente, oggi di fronte c'è la Scavolini Pesaro, la seconda forza del campionato, che di punti ne ha conquistati 38. Nolan, il passaggio di Jefferson in qualche modo riesce a tenerlo, poi scarica per Wesson, la palla arriva per linee esterne a Fultz che da 3 mette la tripla del 72-61 per Fultz, nono punto personale. Buona circolazione in questa circostanza per l'Euro. Meno 11 ora per la formazione di Neven Spachia, quasi il recupero di Wesson che riesce solo a sporcare il pallone. Time out chiamato da Phil Melillo, ora che non ci sta assolutamente. 3 minuti e 53 alla fine di questo terzo quarto. Non è piaciuta la cattiva difesa nell'ultima circostanza, era proprio davanti a noi Phil che si è lamentato moltissimo del tiro troppo comodo concesso dalla sua squadra Robert Fultz. Peraltro una tripla che Fultz ha messo, riportando a meno 11 Roseto. Roseto fa bene comunque a non mollare, fa bene a restare in partita, vuoi per in qualche modo cancellare il brutto ricordo della prestazione indecente fornita all'andata quando venne umiliata in casa dalla Scavolini, peraltro nel giorno in cui veniva ufficialmente inaugurato il nuovo Palamaggetti, quello restaurato e ampliato per quanto riguarda la sua capienza. Oggi sicuramente la prestazione più dignitosa, ha chiuso il primo quarto addirittura in vantaggio l'Euro per 23-24, poi è crollata negli ultimi 5 minuti del secondo quarto, andando a riposo con uno svantaggio importante di 15 punti, 56-41, ma è rientrata con un buon atteggiamento che l'ha riportata anche a meno 9 sul 67-58. Scarone fa un numero da sotto e va a realizzare 74-61, quinto punto per German Scarone. Fallo di Elliott su Nolan, andrà in lunetta Norman Nolan ed è il quarto fallo per Elliott. Cambio Scavolini per Elliott, il quarto fallo, entra Frosini, esce Elliott. Lunetta Nolan per 2 tiri liberi. Undicesimo per Nolan, 74-62. (74-63), nuovamente a meno 11 Roseto, 12° punto per Norman Nolan. Da Scarone a Ford, ora per Milic, nuovamente zona Roseto, Scarone va al tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Fultz, prova a spingere la transizione, scambia con Jefferson e poi Fultz da 2 mette il canestro del 74-65 per Fultz, 11 punti personali. Due minuti e 55, Eli gli ruba palla a Nolan, poi però Milic la recupera, scarica fuori per Scarone, va al tiro da 3, Scarone la mette ancora. Ancora una volta è Scarone con una tripla a ricacciare indietro il tentativo di rientrare dell'Euro. Ottavo punto per Scarone, tutto in questo quarto, 2 triple per lui, tutte e 2 quando Roseto era rientrato a meno 9. Sull'errore di Roseto il recupero di Ansel, scarica per Wesson, stoppato da Eli, poi di Wayne Jefferson ancora, il tiro da 3 è corto ma Nolan conquista il rimbalzo, fallo di Frosini. In lunetta Nolan. Secondo fallo per Frosini, torna Malaventura, esce Milic. Entra Giovacchini per Roseto, esce Ansel. Nolan in lunetta. Sbaglia il primo Nolan.
1 su 2, 77 a 66 per Nolan, 13 punti. 5 su 6 dalla lunetta. Scarone, ancora zona Roseto. Zona fronte pari, 2-3. Malaventura attacca Giovacchini, serve Frosini, cerca di dare il pallone dentro, recupera ancora Jefferson che è una piovra, si arresta poi nell'area pitturata e va a segno. Dwayne Jefferson riporta a -9 ancora Roseto, 77 a 68, 17 per Jefferson che è il miglior realizzatore dell'Euro. Ford gli chiude la porta d'ingresso, Wesson che poi lo stoppa anche nel tentativo di tiro. Giovacchini penetra, scarica per Jefferson da 3, Jefferson, la palla gli viene sputata fuori dal ferro. Scarone recupera, pallone per Ford, va in penetrazione, rischia ancora di perdere palla, poi la recupera invece Scarone che va in penetrazione, cerca di servire Frosini, perde palla ancora. Nuovo recupero dell'Euro, 1 minuto e 12 secondi dalla fine. Nuovo recupero per l'Euro Roseto che ora sta mettendo un po' di anima in difesa. Fulz per Giovacchini. È una zona che sta dando qualche frutto perché in campo c'è gente che ha più attitudini difensive. Per a dire Giovacchini, di Wayne Jefferson e Robert Fulz. Wesson prende ancora il tiro da 3 e ancora una volta lo sbaglia, così come prima aveva fatto Jefferson, ora Wesson ha sbagliato da 3. 2 opportunità per avvicinarsi ancora dell'Euro, tutte e 2 le volte vanificate con tentativi reiterati da 3 punti. Scarone, la penetrazione, il fallo è di Giovacchini, manderà nel lunetta German Scarone. Cambio Giovacchini, primo fallo. A segno con il primo Scarone, 9 punto, tutti in questo quarto i punti di German Scarone. Due su 2, 10 punti Scarone, più 11 per la Scavolini. È entrato Recher, è uscito Wesson. Per Roseto ancora un quintetto con 4 piccoli più Nolan. Nolan prende lo scarico di Fulz e va a realizzare, 79 a 70, 15 per Nolan. Rannicco, ultimi 23 secondi di questo terzo quarto, pallone per Malaventura, molto flottato Giovacchini su Malaventura. Ford penetra, va a segno Alfonso Ford, 81 a 70, torna a segnare Ford dopo molto tempo. Jefferson, pallone per Nolan, Nolan ci prova da 3, ancora corto, a fil di sirena. Nolan non ne ha messo uno che uno da 3, 0 su 4 fin qui da 3 punti per Norman Nolan. E alla fine del terzo quarto Roseto a meno 11, 81 a 70 con il 24esimo di Ford. Nuovamente con Michele Martinelli, la zona gli spacchia, forse perché c'era gente come Giovacchini, come Fulz e come Jefferson più predisposta alla difesa, ha dato qualche frutto. Roseto è sembrata metterci l'anima in difesa, peccato per quei tiri da 3 sbagliati, 2 dai lunghi da Nolan e da Wesson. Beh, forse il tiro di Wesson, Nolan ha fatto un tiro all'ultimo istante, quindi doveva farlo, forse quello di Wesson era un po' forzato, un po' anticipato, avevamo tempo per giocare meglio la palla, ma questa è la dimostrazione che se difendiamo un po' riusciamo a tenere la partita, se non difendiamo è difficile. Quello che devo dire è che appartenendo comunque alla stessa casa automobilistica, Ford potrebbe legittimamente chiamarsi Jaguar. Decisamente sì, è praticamente un'arma illegale Alfonso Ford. 24 punti per lui, la solita grande partita di grande sostanza con grandi numeri, perché non è uno che fa 24 punti tirando 20 volte, ma uno che segna con grandissime percentuali, Alfonso Ford. Ed è anche un giocatore che ha però uno stipendio che da solo comunque giustifica il valore, ma non solo giustifica il valore, da solo magari a Roseto quanti stipendi vale quello di Ford?
Ma occhi e croce penso ci prendiamo 4 giocatori, però magari potessimo permetterci. È ripreso il gioco, ultimo quarto di partita, si riparte dall'81 a 70. Alfonso Ford ha 10 su 14 da 2 in questa partita e 4 su 4 dalla lunetta, 24 punti. Recupero Giovacchini, Nolan fa da playmaker, subisce fallo da Rannicco. Nolan ha ottime attitudini e qualità di Bolandler, ma non è proprio il suo mestiere quello di palleggiare. Fultz, pallone per Wesson, il semigancio di Wesson è sbagliato, resta a meno 11 l'Euro. Rannicco supera di slancio la linea di metà campo, poi cerca di attaccare Fultz, ci ripensa e serve Malaventura. Penetra e scarica per Elliott, la partenza di Elliott, il mezzo giro, il tiro al centro dell'area pitturata è sbagliato, il rimbalzo è di Jefferson. Fallo di Eli ora. È il terzo fallo per Bud Eli. Secondo fallo di squadra in questo quarto per la Scavolini. 9 minuti e 11 al termine della gara. Jefferson, pallone per Zelly Wesson, ancora Jefferson. Fultz cerca di servire Wesson, va al recupero Eli. E c'è una nuova opportunità per la Scavolini. Ford gli sporca il passaggio Giovacchini. Rimessa in zona di attacco per Pesaro con Rannicco, servito Malaventura, la penetrazione, poi l'arresto, il tiro sbagliato, il rimbalzo è ancora di Jefferson, sesto rimbalzo della partita per Dwayne Jefferson, passaggio lob per Nolan che difende con il corpo il pallone dalla stoppata possibile di Elliott e va a realizzare. 81 a 72, torna ancora a meno 9 Roseto con il 17° punto di Norman Nolan, che alla fine il suo tabellino lo rimedia sempre. Ancora un recupero dell'Euro. Fultz, pallone per Jefferson, passi. Infrazione di passi di Dwayne Jefferson sul lancio in contropiede che gli aveva effettuato Nolan. 8 minuti 9 secondi al termine della gara, meno 9 Roseto, ancora un'opportunità però sprecata dalla formazione di Spachia. Rannicco, Eli, Elliott, pallone per Ford, su Ford c'è Giovacchini che si sta spendendo bene, penetra e scarica per Malaventura. Elliott ancora, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è di Wesson che poi protegge lo stesso dal tentativo di recupero di Eli. Fultz, meno 9 Roseto, Nolan, il tiro è corto da 3 di Nolan, il rimbalzo è di Ford, poi c'è fallo di Wesson. Secondo fallo per Wesson. Almeno 3 occasioni sprecate per ridurre ulteriormente le distanze. 7 minuti e 36 secondi, 81 a 72, resta di buona intensità la difesa proposta da Damien Spachia. Bene Giovacchini su Alfonso Ford e Roseto è lì a meno 9 a 7 minuti e 36 secondi dalla fine, ma ha sprecato 3 opportunità consecutivamente per ridurre ulteriormente il gap, il proprio svantaggio dalla Scavolini. Il time out chiamato da Phil Melillo a 7 minuti e 36. Per parlarci sopra torna in campo il quintetto dell'Euro con Giovacchini, Dwayne Jefferson, Robert Fultz, Zelly Wesson e Norman Nolan. Per Pesaro ci sono Rannicco, è tornato Milic, c'è Alfonso Ford, c'è Elliott e c'è Eli. Quindi è uscito Malaventura, è tornato Marco Milic.
Resta Wesson su Elliott, mentre su Milic è andato Jefferson. Elliott è libero per andare al tiro da 3, lo sbaglia, il rimbalzo è controllato da Fultz. 7:20, però Milic va quasi al recupero, tuffandosi all'altezza del tavolo degli ufficiali di gara. Gli applausi del BPA Palace per la generosità di Marko Milic, giocatore sloveno che nella passata stagione era a Roseto insieme a Rannicco, insieme a Melillo, insieme a Enzo Amadio. Fultz, Jefferson chiede palla a Nolan, la riceve, c'è il Milic su Nolan, Nolan si muove bene, va a realizzare. 81-74, meno 7 ora Roseto con il 19esimo di Norman Nolan. Rannicco, Elliott, pallone per Ford, su Ford c'è Giovacchini, va verso la linea centrale, Ford gli ruba palla in maniera fallosa a Tony Giovacchini, che si sta davvero spendendo bene su Alfonso Ford. Tra i due ci saranno almeno 20 kg di muscoli di differenza. Roseto ora rimette Reker per Wesson e torna a zona, quindi dentro Reker per Wesson, e dal gesto che ha fatto Reker, eccola qui, zona schierata nuovamente da Neven Spachia. Milic, Rannicco, pallone per Elliott, dentro per Milic, fallo speso da Nolan. Secondo fallo per Norman Nolan, in lunetta Marko Milic a 6 minuti e 28. Mette il primo Milic. E mette anche il secondo Milic, che non era un grandissimo tiratore di liberi, oggi li ha messi tutti praticamente. 16 per lui, 3 su 3 dalla lunetta. 83-74. Fultz, buono il canestro di Fultz. 8-3-7-6 per Fultz, 13° punto personale. Sempre a meno 7 Roseto. Malaventuro per Ford, passaggio lob per Eli, cambia lato per Rannicco, ha spazio per il tiro da 3 corto, rimbalzo di Nolan, pallone per Fultz. 6 minuti al termine, Roseto è a meno 7. Reker fa ancora una cosa che non deve fare. Reker non ce l'ha nelle corde la penetrazione, perché non salta un foglio di giornale. Fultz per Rannicco, da 3 ci prova, sbaglia, rimbalzo lungo di Rannicco. Ford penetra, fallo della difesa dell'Euro, fallo di Dwayne Jefferson, quarto fallo per Jefferson. (5:40 al termine della gara), quarto fallo per Dwayne Jefferson. Ford ci prova da 3, lo sbaglia. Milic tenta il tapin a volo, sbaglia, ma poi da sotto va a segno Milic. 85-76. Bel duello tra Milic e Ford per l'MVP. Anche Milic ha giocato una signora partita. Fultz intanto si beve la difesa della Scavolini e va a realizzare. 85-78, 15 per Fultz. Sempre meno 7 Roseto, che non ci sta. Rannicco, Milic, la penetrazione, Elliott, poi va lui in penetrazione, sbaglia da sotto, l'ultimo tocco è di spalla di Nolan, che però non mostra mai, e non me ne voglia Norman Nolan, mai una volta che rimanesse fermo sulla propria posizione per prendere uno sfondamento. Aveva 2 opportunità, guardate Giovacchini che in tuffo va quasi al recupero, non riesce a tenerla, secondo reatto che poi si spiega con Spachia. 4:58 al termine della gara, ma davvero si sta spendendo alla grande Giovacchini, che si è anche fatto un po' male, dolorante, ma aveva di fatto recuperato un pallone solo per questione di millimetri, ha pestato la linea di fondo, non è riuscito a indirizzarla prima nelle mani di Reker.
Ora si consultano gli arbitri perché hanno azzerato il cronometro dei 24 secondi e probabilmente non ricordano quanti secondi restavano. Credo 10 secondi, se ho letto bene il gesto. 4 secondi forse, non lo so. Comunque Scarone è tornato per Rannicco. Scarone per Elliott. Scarone, passi di Scarone. 4:46. Cambio Roseto, ora torna Wesson ed esce un ottimo Giovacchini. Un ottimo Giovacchini. Nel periodo in cui è stato in campo ha davvero dato l'anima Tony Giovacchini. Fultz, pugno basso il suo schema, 4:40 al termine della gara. Reker esce da un blocco, riceve, passaggio lob per Nolan, l'errore di Nolan, il fallo è di Eli, quarto fallo di Bud Eli, in lunetta Norman Nolan. E quarto fallo. Nolan in lunetta per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo Nolan. Uno su 2, 20 per Nolan, meno 6 Roseto, 85-79, a 4 minuti e mezzo dalla fine della gara. È sempre zona quella bianco-blu. Milic, pallone per Ford, Milic, Scarone in angolo, finta la penetrazione, serve Elliott, poi il pallone arriva a Eli, l'errore, il tap-in è schiacciato e ancora di Milic. 87-79, Milic sale a quota 20 punti, i canestri più importanti li ha segnati lui. Reker, Nolan a lavorare contro Elliott, Nolan scarica fuori, Fultz penetra, scarica per Wesson, da sotto Wesson a segno ancora. 87-81, sempre zona per l'Euro. Per Wesson ci sono 17 punti personali. Ford quasi butta via il pallone, poi lo recupera Reker. Fultz di Wayne Jefferson, fallo, è buono il canestro, è buono il canestro, è buono il canestro di Jefferson. 87-83, tiro libero aggiuntivo per Dwayne Jefferson e fallo tecnico a Eli e quinto fallo pure, e qui riapre la partita. Reker in lunetta, mette il canestro. Quarto punto per Reker. Uno su 2 Reker. Uno su 2 per Reker. Roseto è a 87 a 84. Rimessa Roseto ora. Infatti non ho capito questo. Jefferson finta il tiro, serve Nolan.
Nolan 1 contro 1, pallone per Wesson, assegno Wesson, meno 1 Roseto, 87-86. Wesson 19, Scarone 87-86 a 3 minuti dalla fine. Elliott, Scarone, cambia lato per Ford, palleggio, arresto, tiro da 3 di Ford, la mette 90-86, tripla di Alfonso Ford. La tripla di Alfonso Ford, 27 per lui, i primi punti di questo quarto. Reker da 3, la mette anche Reker, 90-89, tripla di Reker, settimo punto per lui. Scarone, pallone per Elliott, Frosini, Elliott, Scarone da 3, ci prova, la mette ancora Scarone. 93-89, tripla per German Scarone, 13 per lui. Ultimi 2 minuti e 7 secondi. Jefferson, Nolan, assegno Nolan, 93-91, 93-91, 22 per Nolan, meno 2 per Roseto a 1 minuto e 50 dalla fine. Scarone, assegno ancora Scarone, 95-91 per Scarone, 15 punti. Fallo di Milic ora, Milic su Reker, va in lunetta Marco Milic, chiedo scusa, Lucas Reker. Terzo fallo per Milic. In lunetta Reker per 2 tiri liberi. Succede di tutto qui, noi siamo a bordo campo proprio sotto la curva pesarese. Ottavo punto per Reker, 95-92. 95-93, 2 su 2 per Reker, 9 per lui. 1 minuto e 35, meno 2 Roseto. Milic, pallone per Ford, sempre la zona di Roseto. Scarone, Milic, Ford, penetra, cerca di scaricare, quasi al recupero Reker, 4 secondi per chiudere l'azione offensiva della Scavolini. 95-93 il risultato, 1 minuto e 19 a termine della gara. Scarone, pallone per Frosini, Scarone ci prova da 3 da molto lontano, sbaglia, la palla non tocca il ferro, rimessa Euro a 1 minuto e 13, rimessa Euro. Fultz, 1 minuto e 10, punto a punto sul campo della seconda in classifica. 95-93, Reker da 3, la mette, sorpasso con tripla di Reker, 12 per lui. 95-96, incredibile, più 1 Roseto all'ultimo minuto, la stoppata, poi Ford recupera, sbaglia, Frosini sbaglia là sotto, fallo di Reker, fallo di Reker. E time out Filmelillo a 49 secondi dal termine. Roseto è in vantaggio qui al BPA Palace, 96-95, la tripla di Reker ha coronato l'inseguimento di questo ultimo quarto. Un ultimo quarto che probabilmente Pesaro credeva fosse di ordinaria amministrazione, invece l'Euro ha scavato davvero nel fondo delle proprie motivazioni, quelle migliori, quelle più belle, quelle mai viste quest'anno, ed è arrivata a 49 secondi dalla fine a condurre di 1 punto, 96-95, con la tripla di Reker e il 5-0 firmato proprio da Lucas Reker, prima dalla lunetta e poi con la tripla che ha portato al sorpasso. 96-95 a 49 secondi dalla fine. Alla ripresa del gioco credo andrà in lunetta Alessandro Frosini, ma non potrei giurarci.
in lunetta Frosini. Mette il primo e pareggia Frosini, terzo punto della partita, 96 pari. Uno su due, rimbalzo di Reker. 96 pari, rimbalzo di Reker. Fultz, 43 secondi al termine. Jefferson non riceve Nolan, riceve ora Nolan, fa saltare Frosini. Ci saranno due tiri liberi per Norman Nolan. Fallo di Frosini, duro. Terzo fallo per Ale Frosini. Nolan in lunetta. Per Nolan ci sono 22 punti fin qui. Sbaglia il primo Nolan. Sbaglia anche il secondo Nolan. Mamma mia, 96 pari. A meno 30 secondi. Scarone, Milic, sempre la zona rosetana, 20 secondi al termine della gara, 10 per chiudere l'azione. Ford, assegno Ford. 98-96 per Ford, 29. 12 secondi, Fultz. Nolan da 3, la mette, 98-99, 25 per Nolan. Time out Scavolini a 6 secondi dalla fine, tripla di Nolan, 98-99, 98-99, tripla di Nolan, 25esimo punto dopo lo 0 su 2 della Lunette. E a 6 secondi dalla fine c'è quest'ultimo time out, che però non c'era l'ultimo time out, se non sbaglio. È stato chiamato un time out, non lo so, perché gli arbitri fanno rientrare le squadre in campo. Rimessa a Scavolini, Scarone, Ford, Scarone, 3 secondi, alla fine Scarone ci prova da 3, incredibile. Oh, vediamo cosa è successo. Passi di Scarone, passi di Scarone, passi di Scarone, passi di Scarone che aveva messo la tripla. 1 secondo e 8 al termine della gara, piove di tutto qui, piove di tutto addosso a noi, termina la gara. Roseto ha vinto a Pesaro, 99-98, qui sta succedendo di tutto, qui sta succedendo di tutto. Io vado al commento rapido con Martinelli, non è neanche molto salubre qui nella nostra postazione, ma ha vinto 99-98 Roseto. Chi lo avrebbe mai detto? Quelli che credevano che la difesa potesse apparire in campo. Per 3/4 di partita la difesa di Roseto è stato un desaparecido. Nell'ultimo quarto abbiamo cominciato a rodere del vantaggio di Pesaro, giocando una difesa intensa, giocando una partita determinata, non facendoci trascinare nella bagarre e credendo che la partita non era finita. Questa è stata la chiave. Martinelli, coppia Pomponi-Martinelli confermata in televisione fino alla fine della stagione. Non ho coppia? Pomponi-Martinelli. Sì, se si vince va bene così. La prima volta che si vince a Pesaro nella storia dell'Euro Roseto in Serie 1. A me non resta che chiudere e ribadire il risultato finale. Qui al BPA Palace di Pesaro è successo l'incredibile. Roseto ha battuto la Scavolini per 99-98.